Mantova ha sconfitto per 1-0 a Poggi Bonsi, vittoria meritata dei senesi, biancorossi impalpabili in attacco. Decide un gol di Dal Bosco a inizio ripresa. In classifica ora il Mantova è al quintultimo posto. Purtroppo il Mantova è stato sconfitto 1-0 a Poggi Bonsi, vittoria meritata quella dei senesi, biancorossi impalpabili in attacco. Decide un gol di Dal Bosco a inizio ripresa. Il nostro inviato Nicola Antonietti. In 7 giorni per il Mantova, impegnato a Poggi Bonsi. Rientra Sensi dopo l'infortunio, in attacco Pietri Biasi in coppia con Franchi. Una trentina i tifosi biancorossi allo stadio Lotti di Poggi Bonsi. Nei primi minuti si fa vedere subito la formazione dei Leoni senesi. Al secondo minuto, errore della difesa del Mantova, Fallomi alla palla buona ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Passano 5 minuti, calcio di punizione ancora di Fallomi che dà solo l'illusione del gol. Il Mantova prova a reagire, palla buona per Del Sante che si coordina bene ma la palla finisce alta sopra la traversa. Pochi minuti dopo palla buona ancora per il Poggi Bonsi con Fallomi che costringe a festa la prima super parata della giornata. Ancora Poggi Bonsi, palla per Moscarino, tiro ma palla che finisce abbondantemente a lato. Al 40° occasione per il Mantova, Franchi solo davanti al portiere in sacca, ma l'arbitro ha già fischiato il fuorigioco del numero 10 biancorosso. 2 minuti dopo, contrasto tra Fallomi e Zaninelli, l'arbitro fischia il rigore. Dovrebbe batterlo lo stesso centravanti, si presenta invece Boldrini, il cui tiro finisce sul palo. Ma non è ancora finita, altri pericoli per il Mantova, 2 minuti dopo, Boldrini in mezzo per Fallomi, sempre lui e Festa compie un'altra super parata. Il primo tempo si conclude 0-0. Nel secondo tempo, dopo appena un minuto, la palla buona arriva dal Bosco che si presenta solo davanti a Festa ma calcia a lato. È un campanello d'allarme che si concretizza 5 minuti dopo, palla in mezzo di Moscarino per Dal Bosco che senza problemi insacca il gol dell'1-0. Mantova sotto di un gol che al 13° rischia di crollare definitivamente. Fallomi ruba palla a Pettarin, calcia da fuori area e la palla sfila a lato di pochissimo della porta difesa da Festa. Occasione per Del Sante, colpo di testa e palla respinta sulla linea da El Camch. Entra 5, il Mantova passa a 3 punte, calcio di punizione di Franchi, parato senza problemi da Sportiello. E ancora il Poggi Bonsi a rendersi pericoloso con Cirina, colpo di testa e altra super parata di Festa. Entra in campo Pietri Biasi, il Mantova passa a 4 punte ma non punge, anzi è pera ad avere una buona occasione al 45° del secondo tempo calciando a lato. Pietri Biasi ha la palla del pareggio al 47° ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Le dirette inseguitrici tranne il Montichiari non ne approfittano ma il Mantova resta ancora pesantemente invischiato nella zona play-out.